Buonasera a tutti, grazie a Franco De Masi che stasera terrà la seconda lezione di questo ciclo di 10 sul metodo psicoanalitico. Come ho detto l'altra volta, noi non presenteremo gli oratori perché sono persone a noi ben note e che abbiamo scelto proprio perché sono da tutti molto conosciute, apprezzate e che sono da buona parte di noi, forse l'uno per alcuni, l'altro per altri, comunque noi li abbiamo individuati in quanto maestri all'interno della SPI. Quindi la relazione di Franco stasera sarà intitolata Oltre l'inconscio dinamico e quindi sarà uno sviluppo immediatamente significativo rispetto a quello che abbiamo ascoltato la volta scorsa. Vi dirò solo una cosa che ha scritto Franco De Masi nel 2016 in un saggio che ha pubblicato all'interno del volume Psicoanalisi delle psicose e prospettive attuali, e il suo saggio si intitolava Il mio pensiero verso la terapia delle psicosi. Voglio citare questa frase perché credo ben introduca lo spirito con cui Franco si dispone nei confronti di questa materia. E lui lì aveva scritto: se vogliamo guardare le cose come sono, dovremmo dire che non esiste ancora una teoria psicoanalitica compiuta e condivisa delle psicosi. Io stesso credo, dice Franco, di non avere una terapia, non avere una teoria, scusate. Mi sembra invece di aver acquisito una conoscenza clinica della natura del processo psicotico e del modo con cui possiamo intervenire per favorire un superamento della malattia. Quindi ci porta immediatamente al centro della questione del metodo, che sarà l'oggetto della sua relazione e della nostra discussione. Quindi darei immediatamente la parola a Franco De Masi. Io farò scorrere la sua relazione. Allora, intanto voglio ringraziare il Centro Veneto di Psicanalisi perché ha avuto un'idea veramente ottima, cioè quella di raccogliere alcuni di noi a discutere del metodo psicanalitico, cioè della nostra disciplina, di vedere cosa la psicanalisi italiana può dire riguardo alla psicanalisi e soprattutto quali prospettive, quali direzioni ci possono essere per appunto quello che noi consideriamo il nostro mestiere di psicanalisti, perché non è molto incerto il futuro della psicanalisi, a mio avviso, per diverse ragioni. Allora, il mio titolo è Oltre l'inconscio dinamico. Nella prima parte porterò alcune osservazioni sul metodo analitico, lavorando, cioè riflettendo sul lavoro associativo e sulle interpretazioni simboliche, metodo così come è stato formulato da Freud e dai suoi più importanti seguaci. La mia ipotesi, quello che sviluppo in questo mio contributo, è che tale metodo, il metodo psicanalitico, mantenga la sua validità con quei pazienti che possiamo ascrivere all'area nevrotica, ma non con quelli più gravi non nevrotici. Una volta, vi ricordate, c'erano le indicazioni e le controindicazioni per la psicanalisi, perché gli analisti di un tempo capivano che se il paziente non funzionava secondo l'inconscio dinamico non era passibile di psicanalisi. Ma anche in questo caso non era il metodo psicanalitico sbagliato, ma era l'applicazione a quei pazienti che avrebbero avuto bisogno di un metodo psicanalitico specifico per le loro condizioni. Comunque, la distinzione tra l'area nevrotica e quella non nevrotica non è tanto di natura sintomatologica, ma riguarda il funzionamento inconscio. Perciò il titolo del mio lavoro è Oltre l'inconscio dinamico. I pazienti più gravi, ad esempio quelli con traumi emotivi infantili o quelli borderline psicotici, avendo un tipo di funzionamento inconscio diverso da quello delle nevrosi, pongono agli analisti compiti più complessi e difficili. Nel mio lavoro vengono esplorate le funzioni inconsapevoli. Io faccio una distinzione tra inconscio e inconsapevole,
che a mio avviso è un'utilissima distinzione. Poi cerco di affrontare, naturalmente in modo abbastanza sommario, il problema della non rappresentabilità e alcuni aspetti del funzionamento psicotico. Quindi secondo me si tratta di andare oltre l'inconscio dinamico per indagare aree ancora poco esplorate della mente. Allora comincio e cercherò di leggere in modo tale poi di arrivare alla fine. Penso di poter parlare per circa un'ora, ecco, non vorrei parlare di più. Primo per non superare i limiti di stanchezza di ognuno, ma anche perché se ci fosse un dibattito, dei contributi, sarebbe anche molto interessanti. Allora, la prima parte del mio contributo si chiama Le basi inconsce del pensiero intuitivo. Il lavoro clinico dell'analista consiste nell'intuire un legame tra un insieme di dati sensoriali, immagini, parole, ricordi o emozioni apparentemente slegati e privi di significato. A un certo punto nella sua mente, nella mente dell'analista, si forma un pensiero che unifica queste associazioni apparentemente casuali e che è possibile comunicare al paziente, che in tal modo comprende una verità psichica sino ad allora rimasta celata. L'interpretazione analitica è quindi frutto di un'operazione che nasce inconsciamente, dopo un lungo soggiorno nel dubbio esplorativo, e si presenta come un'intuizione dotata di evidenza e di verità. Dato che il processo è prima di tutto inconscio, è possibile solo a posteriori ricostruire il percorso e la catena associativa che hanno permesso la nascita di un tale pensiero. Cioè, quando noi diamo un'interpretazione cerchiamo anche di capire perché siamo arrivati a quel tipo di interpretazione. La nuova intuizione, inevitabile e confortante allargamento della visione e della conoscenza, ha bisogno di una lunga incubazione ed è un processo che è stato paragonato a un lampo di luce fra due tenebre. Il nostro metodo di indagine non diverge sostanzialmente da quello di altre scienze. Infatti, l'individuazione delle funzioni intuitive dell'inconscio nei processi di pensiero, e quindi anche nelle scoperte scientifiche, è stata fatta anche da studiosi lontani dalla psicanalisi, ad esempio i matematici, che non hanno di certo come riferimento l'inconscio descritto da Freud. Ci sono anche altri scienziati, ad esempio c'è una famosa biologa del primo Nobel che ha parlato di come le sue scoperte sono state dovute all'inconscio, alle associazioni. Einstein, nella sua autobiografia scientifica, ci dice: per me è fuori di dubbio che il nostro pensiero procede per la maggior parte senza l'impegno dei segni e inoltre in misura notevole inconsciamente. Un'altra affermazione sul lavoro inconscio della mente è stata fatta dal grande matematico Poincaré, che dice: l'io inconscio non è puramente automatico, è capace di discernimento, ha tatto e delicatezza, sa scegliere, sa indovinare meglio dell'io cosciente, perché riesce laddove questo fallisce. Secondo Jacques Hadamard, altro matematico che ha approfondito il percorso intuitivo della conoscenza, l'inconscio ha l'importante qualità di essere molteplice e in esso diverse e probabilmente numerose cose possono aver luogo simultaneamente. Ciò in contrasto con l'io cosciente che è unitario. L'invenzione e la scoperta, secondo Hadamard, avvengono con la combinazione delle idee, in uno stato di attenzione fluttuante. Hadamard cita Solier che ha detto: per inventare bisogna pensare a parte. La scoperta freudiana dell'inconscio dinamico, sistema articolato e complesso che per mezzo della rimozione sottrae la consapevolezza, idee, affetti, emozioni incompatibili con la coscienza, è stata un'intuizione straordinaria. Introducendo il metodo delle libere associazioni per superare la rimozione, Freud ha intuito che per far nascere una nuova idea, oltre a una discreta costanza dell'attenzione, occorre liberare la mente
da immagini mentali preformate. In sostanza il lavoro intuitivo avviene per mezzo di associazioni libere da preconcetti. La sua raccomandazione all'analista di essere come uno schermo opaco e l'avvertimento di Bion di essere senza memoria o desiderio significano che l'interpretazione analitica che origina dall'inconscio è possibile solo quando ci si è allontanati da tutte le immagini mnestiche dei desideri coscienti. Se è vero però che esiste una similitudine tra l'intuizione del matematico e quella dell'analista, l'intuizione dello scienziato, è altrettanto vero che il lavoro intuitivo del matematico si rivolge a un oggetto costante e riproducibile, per cui il matematico può riprovare e dimostrare la sua argomentazione, mentre quello dell'analista è rivolto alla realtà psichica, soggettiva, instabile e magmatica, che richiede un enorme lavoro per modificare proprio le strutture inconsce che impediscono il lavoro intuitivo. Noi lavoriamo molto sulle difese, in modo tale da liberare i processi intuitivi. Questo è il nostro lavoro. Il matematico invece usa soltanto la capacità intuitiva di cui naturalmente è capace. Gran parte del processo analitico si basa sul lavoro interpretativo, cioè su quell'operazione mentale che permette all'analista di dare al paziente una traduzione significativa del materiale inconscio o sognato. In altre parole, l'analista è in grado di cogliere il significato inconscio della comunicazione del paziente e di formulare la verità psichica di cui l'analizzato non è consapevole e di cui diventa consapevole proprio mediante il lavoro intuitivo. Sono convinto che il lavoro interpretativo serva a raggiungere lo scopo fondamentale per lo sviluppo psichico dell'analizzando, che è il potenziamento delle funzioni intuitivo-emotive inconsce. Quando diciamo che l'analizzato è intuito, cioè ha introiettato l'oggetto analitico, vuol dire che l'analizzando sa usare il proprio inconscio intuitivo, che prima non riusciva a usare per via delle difese. L'interpretazione è sempre stata lo strumento principale del nostro metodo. Sin da allievi, nei nostri istituti, siamo stati addestrati a interpretare il materiale della seduta in modo simbolico per far emergere la comunicazione inconscia del paziente. Occorre sottolineare che la rimozione non solo rende inconscio ciò che non è accettato dalla coscienza, come ha detto Freud, ma inibisce anche la percezione intuitiva della propria realtà psichica, se ad esempio questa non coincide con le aspettative familiari dell'ambiente. E Winnicott, che parlando del falso sé e del vero sé, ha sottolineato questo aspetto, cioè come la rimozione modella la psiche del paziente, diciamo così, sulle fattezze dell'ambiente. Utilizzando interpretazioni per far emergere ciò che è stato represso o scisso e potenziando alcune funzioni vitali inconsce, il paziente viene aiutato a sviluppare una personalità più integra e completa e a percepire l'autenticità del proprio essere. Il concetto di scissione, oltre alla rimozione, introdotto da Melanie Klein, ha affiancato la rimozione e provocato una modifica della tecnica che si è concentrata soprattutto sul recupero delle parti della personalità scisse proiettate. Il fatto che l'analista sia il destinatario delle proiezioni e delle parti scisse in questo tipo di tecnica ha reso più importante l'hic et nunc rispetto alle ricostruzioni del passato, cioè questo è un modello, diciamo, di tecnica diverso da quello suggerito da Freud, comunque è utile. Attraverso una sistematica analisi del transfert, l'analisi kleiniana classica si propone di aiutare il paziente a recuperare un'immagine del mondo interno in cui prevalgono gli aspetti libidici e relazionali. Gli aspetti libidici possono venire in luce solo quando si siano recuperate le parti scisse del sé, parti indesiderate riguardanti distruttività e invidia inconsce, e siano messi in atto i processi riparativi. Ecco, qui
Adesso affronto un altro aspetto del mio lavoro. L'operazione interpretativa, or ora descritta molto sommariamente, per essere utile ed efficace, presuppone che nel paziente esista il funzionamento dell'inconscio dinamico, ossia di quell'apparato articolato e complesso che noi presumiamo esista in ogni paziente, per cui applichiamo il nostro metodo analitico. In questo caso, in questa convinzione, l'inconscio dinamico farebbe parte della dotazione comune di ogni psiche e mediante questa funzione il paziente in analisi sarebbe in grado di usare la mente in modo intuitivo, di fare i sogni e di diventare consapevole del passato rimosso e delle emozioni che regolano il suo stato d'animo. Questo tipo di credenza, assai diffusa in modo implicito nella comunità analitica, mantiene la sua validità per alcuni pazienti. Per altri invece, che sono carenti delle funzioni intuitive, di cui poi proporrò delle ipotesi esplicative, per altri invece, che sono carenti delle funzioni intuitive proprie di un inconscio riflessivo e simbolico, le cose vanno diversamente. Ci sono pazienti che non hanno la capacità di registrare e poi rappresentare i propri stati mentali e non sono in grado di percepirsi come individui dotati di un'identità personale. In altre parole, non sono capaci di associare e di seguire il metodo analitico come l'analista si aspetta. Questo secondo me è perché una volta si riusciva a distinguere i pazienti idonei all'analisi e quelli inidonei all'analisi. Cioè non è stato teorizzato questo, ma a posteriori possiamo capire che i pazienti che non sognavano, cioè che non avevano un inconscio dinamico e simbolico, non erano passibili di analisi. Invece adesso ci troviamo ad avere anche questo tipo di pazienti. Altro sottocapitolo, inconscio e inconsapevole. Nel 2000 ho pubblicato nell'International Journal of Psychoanalysis un lavoro intitolato Unconscious and Psychosis. Sono molto fiero perché è stato il primo articolo pubblicato nel 2000 dall'International Journal. Il mio contributo partiva dal presupposto che l'inconscio non fosse una struttura unitaria e che diversi modelli analitici facessero riferimento a realtà inconsce diverse, contemporaneamente funzionanti. Distinguevo un inconscio dinamico freudiano, fondato sul conflitto tra pulsione e cultura, un inconscio kleiniano che integra il primo con la nozione di fantasia inconscia e di scissione dell'oggetto. Passavo poi a Bion con il suo inconscio non più luogo della rimozione, per Bion la rimozione è un processo necessario e fisiologico, quindi non più luogo della rimozione, ma depositario della funzione inconsapevole della mente capace di metabolizzare pensieri ed emozioni. Bion pensa che se non si rimuove una pulsione, un pensiero, non è in grado di essere raffigurabile e quindi di essere metabolizzabile. Sottolineavo il fatto che nel pensiero di Bion l'inconscio perde il significato ontico di luogo, che c'è sia in Freud sia nella Klein, ossia non è più uno spazio per depositare il rimosso, ma diventa una funzione della mente per cui anche il pensiero diventa il prodotto di un'operazione inconscia. Sappiamo tutti che Bion ha fatto anche una teoria del pensiero, ma attraverso un'operazione inconscia, gli elementi beta e gli elementi alfa. No? Il sogno è una comunicazione intrapsichica per Bion e non solo una narrazione da interpretare, e che attraverso cui l'inconscio fornisce elementi simbolici e immaginativi che permettono il pensiero. Pertanto per Bion l'opposizione non è tra inconscio rimosso e scisso e conscio, ma tra conscio, consapevole e inconsapevole. Secondo me il concetto di consapevole e inconsapevole c'è già in Bion. Credo che a questo punto sia utile fare una distinzione tra inconscio e inconsapevole, due aree psichiche che sono spesso considerate identiche. Inconsce sono quelle esperienze psichiche che non hanno accesso alla coscienza a causa della rimozione o della scissione, ma che possono essere rese consce per mezzo del lavoro analitico
utilizzando le libere associazioni e interpretando i sogni. Accanto all'inconscio rimosso c'è la vasta area dei processi inconsapevoli, essenziali per sostenere la vita psichica, che operano senza essere conosciuti. Noi non possiamo conoscere come riusciamo a formulare il pensiero, noi riusciamo a sapere l'effetto del pensare, ma non il modo con cui avviene il processo del pensiero. L'attività del pensiero, la percezione delle emozioni, l'intuizione e la capacità simbolica fanno parte di queste attività che lavorano al di là della consapevolezza e inaccessibili alla coscienza. Quindi per me i pazienti, meno gravi nevrotici sono quelli in cui il disturbo avviene a livello dell'inconscio dinamico. I pazienti più gravi, quelli traumatizzati, quelli borderline, quelli psicotici o quelli gravemente caratteropatici, il disturbo è a livello delle funzioni inconsapevoli, non dell'inconscio. L'ipotesi avanzata nel mio lavoro del 2000 è che il disturbo psicotico non riguarda l'inconscio dinamico, ma nasce da un profondo disturbo dell'inconscio ricettivo emotivo, ossia di quelle funzioni inconsapevoli che servono per la comunicazione intrapsichica e relazionale e che costituiscono la coscienza inconsapevole del sé. È dunque importante che al campo dell'inconscio dinamico si affianchi lo studio delle funzioni di base del pensiero e delle emozioni, ossia di quei processi psichici originari che si formano prima del linguaggio e della comunicazione verbale. Poi cercherò di spiegare di più cosa sto dicendo adesso. Queste funzioni, che fanno parte del gran regno dell'inconsapevole, funzionano in collaborazione con l'inconscio dinamico e anzi ne permettono lo sviluppo e lo sostengono. Le funzioni inconsapevoli di base non sono presenti all'inizio della vita, ma si strutturano subito nelle prime reazioni emotive durante la crescita. Cioè la mia ipotesi è che prima si sviluppano le funzioni comunicative inconsapevoli, sia intrapsichiche sia relazionali, e poi dopo, a un certo sviluppo, comincia tutto il processo dell'inconscio dinamico, cioè del conflitto, della rimozione e così via. Uno dei contributi analitici più rilevanti negli ultimi decenni è stata la rivelazione che il pensiero intuitivo emotivo, che sta alla base della consapevolezza, si sviluppa solo se il bambino riceve risposte empatiche da parte dell'oggetto primario. Mi riferisco alla ricettività della figura materna alle prime proiezioni comunicative del bambino, cioè già Bion aveva anticipato questo parlando del concetto di Leveni, cioè la risposta della madre alle proiezioni comunicative del bambino. Grazie al fatto di essere trattato come una persona, il bambino si inserisce gradualmente nel mondo umano dei significati e diventa a sua volta un essere capace di dare senso alle proprie esperienze, di comprendere i propri simili e di comunicare con essi. Bibb, Lachman e Jaff hanno fatto luce sulle strutture, questi sono colleghi che conoscete dell'Infant Research, hanno fatto luce sulle strutture interattive precoci che originano dai modi con cui madre e bambino comunicano emotivamente nel corso del primo anno di vita, prima dell'uso della parola. Le loro reciproche interazioni organizzano l'esperienza emotiva e creano dei partner che il piccolo impara a riconoscere, attendere e a ricordare. Se voi osservate una madre e un bambino, vedete il dialogo intenso di sguardi, di moti, di smorfie, di atteggiamenti, diciamo così, della faccia tra la madre e il bambino. Tali esperienze dialiche costituiranno più tardi le strutture organizzative inconsce che sono alla base della personalità. Gli autori si riferiscono a un inconscio pre-riflessivo piuttosto che quello dinamico. Essi ritengono che le prime esperienze strutturanti la mente del neonato vengono simbolizzate soprattutto in questo sistema di rappresentazioni non verbali. Bisogna ricordare che queste ipotesi sull'esistenza di un inconscio pre-riflessivo erano state avanzate anni prima da Bowlby
che ha chiamato queste strutture dinamiche originarie inconsapevoli modelli operativi impliciti. Se i primi elementi delle funzioni del pensiero inconscio si creano all'interno del rapporto con menti ricettive, ne deriva che quando il bambino è esposto a traumi affettivi continuativi e a gravi carenze relazionali, le funzioni intuitive e inconsapevoli e lo stesso inconscio dinamico non possono svilupparsi. Ci troviamo pertanto di fronte a persone prive di quelle funzioni necessarie alla vita psichica e alla comprensione del sé. Queste persone mancano anche della dimensione relazionale dell'inconscio, ossia della funzione intersoggettiva che permette alla mente inconscia di comunicare in maniera interattiva con un'altra mente. Ecco, come ho detto prima, perché l'inconscio dinamico si affermi nella psiche, devono svilupparsi prima le strutture mentali intuitive che derivano dall'esperienza di aver avuto una base emotiva sicura con un oggetto emotivamente sensibile. La mia ipotesi è che alla base delle psicopatologie più complesse esista un deterioramento delle funzioni inconsapevoli, ricettivo-emotive, quelle stesse che l'individuo comincia ad acquisire nelle prime relazioni dopo la nascita. Queste strutture emotive di base costituiscono un sapere implicito che funziona come una memoria procedurale necessaria per le esperienze relazionali e per lo sviluppo dello stesso inconscio dinamico. Allora, secondo me, le funzioni inconsapevoli e inconscio dinamico, che lavora attraverso le emozioni, lavorano in parallelo. Infatti, prima di essere rimossa, un'emozione deve essere colta e registrata da un recettore psichico. In altre parole, ci sono studi, no, che dimostrano come noi recepiamo un'emozione senza mai renderla cosciente. In altre parole, l'inconscio dinamico può rimuovere l'affetto incompatibile solo dopo che questo sia stato colto da ricettori emotivi. Quindi noi prima registriamo le emozioni inconsapevolmente e poi le rendiamo inconsce. Quando manca un apparato ricettivo per registrare le emozioni, aggiungerei come nei casi gravi, come avviene in alcuni pazienti, non è possibile neppure rimuoverle, perciò in questo caso l'inconscio dinamico che lavora con le emozioni non funziona. Non è possibile neppure rimuoverle per renderle inconsce e poi rappresentabili. Questo è un altro problema che io affronterò più avanti, la rappresentabilità dell'atto psichico. È possibile quindi pensare che il lavoro interpretativo che porta alla comprensione del significato inconscio delle comunicazioni e dei sogni, come prospettata da Freud, sia possibile quando il paziente usa la mente in modo appropriato, cioè quando il suo inconscio dinamico e simbolico è in grado di funzionare. Con i pazienti difficili o gravi non è possibile usare questo metodo associativo e pertanto dobbiamo rivolgersi a loro con altri strumenti. Nello stato psicotico, io qui parlo di stato psicotico, avrei potuto prendere anche un borderline, ad esempio, anche un grave anoressico. Nello stato psicotico, ad esempio, la psiche perde la funzione intuitiva e lavora come un organo sensoriale, creando immagini o narrazioni vissute come reali. Questa è la mia ipotesi. L'eccesso di sensorialità che riempie la mente non permette di pensare a parte, come ha detto il matematico Soriot, e non c'è spazio per il lavoro associativo intuitivo, che è possibile solo in un campo libero da stimoli sensoriali. In questo caso lo strumento interpretativo non solo non è indicato, ma spesso è addirittura iatrogeno perché provoca confusione e gravi impasse. Molti deliri transfer deliranti degli psicoti sono dovuti al fatto che l'analista in buona fede utilizza un metodo interpretativo simbolico. Il paziente si sente diventare folle perché non capisce quello che dice l'analista.
Porterò più avanti un esempio clinico di questa situazione. Quindi con questi pazienti non si lavora sulle difese o sulla rimozione per far emergere la verità psichica, si deve invece promuovere lo sviluppo della capacità di pensare e di vivere le emozioni. Si tratta in altre parole di permettere lo sviluppo delle funzioni inconsapevoli del pensiero e dell'emotività, che si sono arrestate nell'infanzia a causa di traumi emotivi o carenze ambientali. Si potrebbe affermare, scrivendo questo lavoro, ho voluto prospettare questa ipotesi, si potrebbe affermare che ci sono due concetti di base che permeano i vari orientamenti psicanalitici e le varie tecniche psicanalitiche. Il primo è quello della scoperta, così come è stata prospettata da Freud, perché Freud ha prospettato un sistema, una tecnica che andava alla scoperta della verità inconscia. Era importante nella visione di Freud far emergere quando si celasse nel discorso manifesto, andare a scoprire la verità psichica nascosta nell'inconscio. Il secondo orientamento è quello invece di un metodo analitico che favorisce la costruzione e lo sviluppo. In questa seconda visione il percorso analitico corrisponde a un'acquisizione di competenze e funzioni che non si sono mai sviluppate in precedenza. Già Melanie Klein aveva aperto questa strada quando aveva prospettato l'importanza di reintegrare le parti scisse della personalità del paziente. Però solo con Bion la teoria analitica fa un passo deciso in avanti verso la concettualizzazione dello sviluppo psichico e emotivo come scopo della cura. Lo fa mettendo al centro del lavoro analitico il contributo e la risposta arricchente dell'analista e l'interiorizzazione della stessa da parte del paziente, perché il concetto di Lévy è un arricchimento della mente dell'analizzando, quindi c'è una partecipazione psicologica, psichica ed emotiva da parte dell'analista. Questo concetto sia in Klein sia in Freud non c'è. Non sono però solo i traumi ambientali originari a impedire lo sviluppo delle funzioni intuitivo-emotive di base. A queste dobbiamo aggiungere, con le loro ramificazioni patogene, le varie strutture psicopatologiche, perverse, psicotiche, melancoliche, narcisistiche e grandiose, che contribuiscono a bloccare lo sviluppo psichico o a deviarlo. Su un terreno così complesso, l'analista deve lavorare a lungo per favorire lo sviluppo della parte sana e intuitiva della personalità, sapendo che in alcuni casi, quando il trauma emotivo originario e le successive costruzioni patologiche hanno causato danni difficilmente reversibili, che il recupero non potrà che essere lento e parziale. Anche questo dobbiamo un po' dircelo fra noi psicanalisti. Poi faccio un capitoletto, un sottocapitoletto con titolo La simbolizzazione, perché mi è parso interessante. Dominique Scarfone ha scritto sul processo simbolico un interessante lavoro dal titolo From Traces to Sign, Presenting and Representing. L'autore ha ripreso il contributo fondamentale di Charles Peirce, il fondatore della semeiotica, che si è interessato ai segni come rappresentazioni di un oggetto. Peirce ha distinto tre tipi di segni: l'icona, che si basa sulla somiglianza, l'indice, che si basa su un collegamento fisico causale, e il simbolo, che si basa su una convenzione o su un uso comune. Le parole sono simbolo perché si basano su convenzioni e sull'uso. Le icone e gli indici hanno un collegamento formale o sensoriale con le cose che rappresentano, mentre il simbolo è un segno astratto, convenzionale, che ha perso ogni collegamento con l'oggetto rappresentato. La parola è il miglior esempio di simbolo. Scarfone nota che l'apparato psichico si serve di icone, di indici e di simboli linguistici per pensare, per rappresentare e per ricordare. Si potrebbe parlare di questa parte della psiche come di mente pensante, mentre quella non pensante funziona con l'azione e senza l'uso dei segni. È evidente che nel processo primario prevalgono le icone e gli indici.
mentre nel processo secondario è prevalente il pensiero astratto, cioè il simbolo. Qualcosa di simile avviene nei sogni, dove prevalgono le icone o gli indici, ossia i segni che hanno una somiglianza e una connessione con ciò che viene rappresentato. È possibile pensare che nella psicosi manchi il segno più evoluto, il simbolo, e prevalgono i segni più sensoriali come l'icona e l'indice. Per me la psicosi è una malattia sensoriale. Il cervello non funziona più col pensiero, ma con la sensorialità. Nell'esperienza delirante, infatti, le parole non hanno più il significato simbolico e sembrano regredite a un livello di indice o di icone. Probabilmente il segno come icona o come indice si avvicina all'equazione simbolica descritto da Anna Siegel in un famoso articolo. Ad esempio, un mio paziente psicotico, nel corso di uno strutturato delirio di persecuzione nei confronti degli arabi, il semplice uso della parola petrolio in una conversazione suscitava in lui la certezza che chi aveva pronunciato tale parola fosse d'accordo con gli arabi, responsabili di ordire un complotto per ucciderlo. In questo caso la parola aveva perso il significato di simbolo e aveva assunto un alone di indeterminatezza sensoriale più simile all'indice e all'icona, in cui sono conservati i rapporti di somiglianza, contiguità, sensorialità e altri oggetti. Cioè, siccome appunto gli arabi sono forti produttori di petrolio, per lui petrolio significava arabi, chiaro? L'alone semantico che ho appena descritto con l'uso di petrolio si riferiva alla difficoltà di dare un significato alla parola collocandola nel contesto della frase. Infatti il mio paziente cercava un significato in base alle associazioni che la parola evocava, ma nel suo caso si trattava di un delirio sensoriale che costruiva una nuova realtà. In questo caso la parola perdeva il significato simbolico e scatenava l'intuizione delirante. Perché ho portato questo caso eclatante? Per dire che, come si vede, richiedere libere associazioni a un paziente di questo tipo è controindicato, perché stimolerebbe immagini sensoriali di realtà nuove che lui crea con la sua mente. Infatti, nello psicotico, la realtà sensoriale sfugge alla rappresentazione e si presenta come illuminazione, una percezione assoluta. Non viene per questo esaminata e sottoposta al dubbio esplorativo, come avviene con un'esperienza psichica che richiede di essere rappresentata, esaminata e compresa. Quando noi pensiamo abbiamo sempre il dubbio esplorativo e riusciamo a formulare un pensiero. Invece per lo psicotico è una visione sensoriale illuminante. Ecco, qui faccio un discorso sulla non rappresentabilità. L'inconscio dinamico opera mediante la rimozione e perciò i suoi contenuti sono rappresentabili. Il processo di rappresentazione è spesso affidato al lavoro del sogno, che esprime in forma simbolica ciò che è stato rimosso o non è ancora conosciuto. Quindi, se la rimozione può essere considerato un modo per ostacolare temporaneamente la rappresentabilità di un fatto psichico, il sogno invece è un processo in cui il contenuto rimosso riemerge e può essere rappresentato, vissuto e compreso. Infatti il sogno, seguendo anche Pubbia, è un pensiero e quindi la capacità di formulare qualcosa di significativo, di rappresentabile, mentre la rimozione cela per un qualche periodo la capacità di comprendere la verità. Ecco, adesso parlo della rappresentabilità, che è un concetto studiato in psicanalisi, ma secondo me non molto compreso. Molti anni fa il filosofo brentano, che poi è il maestro di Husserl, aveva affermato che ovunque c'è un atto psichico, c'è una conoscenza che lo accompagna. L'atto psichico contiene, oltre alla relazione con l'oggetto primario, anche se stesso in quanto rappresentato e conosciuto.
Brentano evidenzia così il ruolo della conoscenza inconscia, ossia della presenza nella coscienza di parti non consapevoli, un concetto che si avvicina molto al conosciuto non pensato di Boles, vi ricordate? Questa conoscenza inconscia corrisponde alla funzione autoriflessiva, ossia all'attività inconsapevole di osservare i propri processi psichici, che noi neurotici abbiamo. Ecco, altri pazienti, quelli più difficili o gravi, non hanno questa conoscenza dei propri processi psichici. Quindi il pensiero si accompagna sempre a una consapevolezza. Per questo siamo coscienti di quello che pensiamo e possiamo registrarlo e memorizzarlo. La conoscenza inconscia corrisponde alla funzione inconsapevole di cogliere la qualità soggettiva dell'esperienza psichica e di rappresentarla in un secondo tempo. In altre parole, solo a posteriori si può rendere rappresentabile un fatto psichico. Anche quando noi abbiamo un'intuizione, diamo un'interpretazione, a posteriori possiamo rappresentare il percorso che la nostra mente ha fatto per giungere a quella conclusione. Molta parte del lavoro analitico consiste proprio in questo tipo di lavoro, che verte sulla potenzialità euristica inconscia della mente. Negli ultimi decenni sono state fatte numerose ricerche sulle prime relazioni madre-bambino, in particolar modo dall'Infant Research e dalla teoria dell'attaccamento, che ci permettono di formulare alcune ipotesi sull'origine di questa conoscenza inconscia. Per lo sviluppo della parte intuitiva della psiche è molto importante la condivisione della stessa emozione tra madre e bambino. Quante volte le madri dicono, vedete, guarda. Tale esperienza, l'esperienza della condivisione tra madre e bambino, permette al piccolo di introiettare uno stato emotivo condiviso, destinato a diventare un oggetto interno disponibile per il riconoscimento del proprio stato mentale. Questo insieme di sensazioni percepite appartenenti all'io del soggetto contribuiscono alla costruzione dell'identità e alla capacità di comprendere se stessi e il mondo circostante. Adesso volevo portare un mio ricordo. In un seminario a Roma dell'85, quindi io avevo 45 anni, Bion aveva parlato a lungo delle emozioni. Lo ricordo ancora, con quell'aria ieratica da colonnello inglese. A lungo delle emozioni, chiedendosi, Bion, in che modo si potesse percepirle e riconoscerle, dato che non abbiamo organi di senso che ci possono rivelare le emozioni altrui. Ad esempio, come analisti, l'ansia di un paziente che entra in seduta. Ricordo che io, allora giovane analista, ero rimasto molto colpito da questa osservazione e non ero riuscito a capire quale fosse il misterioso organo che ci permetteva di comprendere le emozioni nostre altrui. Adesso sarei in grado di dire che, se è pur vero che non possiamo usare i nostri sensi per percepire le emozioni, possediamo in condizioni normali un apparato inconscio che si attiva per comprendere le emozioni nostre altrui. Questo apparato, formatosi nella relazione primaria con la persona che si è presa cura di noi, ci permette di riconoscere lo stato emotivo nostro e dell'altro. In molti pazienti gravi manca questa capacità di osservare se stessi e gli altri. Questa capacità di osservazione è utilissima in analisi, perché quando noi diciamo qualcosa al paziente, se il paziente ha questa capacità di osservazione di se stesso, può dire che quello che ho detto è vero e gli è utile, o può anche non riconoscerlo come vero. Poi si tratta di vedere se è una resistenza oppure noi abbiamo sbagliato il centro dell'interpretazione. Allora, come ho già detto nelle pagine precedenti, nella psicosi la mente subisce una trasformazione radicale, con la conseguenza che i pensieri diventano immagini, visioni o suoni o segni, icone o indici secondo Peirce, che non corrispondono più ai simboli indispensabili per formulare pensieri.
Molti autori hanno affrontato il tema dell'incapacità di rappresentare i propri processi psichici in uno stato psicotico. Dornay e Green, ad esempio, ritengono che uno dei deficit più importanti nella psicosi sia la mancanza nella mente della funzione di valutare ciò che è rappresentata, ciò che rappresenta. Nel paziente psicotico esisterebbe un nucleo psicotico che impedisce il processo del pensiero e inibisce la rappresentazione dell'oggetto. Tale mancanza impedisce la categorizzazione delle esperienze, la formulazione del testo in realtà e la capacità di cogliere la differenza tra percezione e rappresentazione. Questo è molto importante. Tra le molte, Green descrive anche una difesa per lui tipica dello stato psicotico, che consiste nell'espulsione somatica, un'operazione in cui il conflitto viene relegato e annullato nel corpo. A differenza della conversione isterica, l'espulsione somatica è completamente priva di simbolizzazione. Più recentemente, Roussillon, a sua volta, ha distinto la simbolizzazione primaria da quella secondaria, che coincide con la capacità di usare i processi autoriflessivi per arrivare alla percezione soggettiva di sé. Le patologie psicotiche si collocherebbero a livello di disturbo della simbolizzazione primaria. Queste ipotesi mettono in luce fenomeni significativi, ma non ne svelano l'origine. Qual è il processo che originariamente altera lo sviluppo della capacità simbolica e di rappresentazione? Io suggerisco una mia ipotesi formulata nel corso dei decenni in cui ho lavorato e lavoro con pazienti gravi e psicotici. Credo che l'annoso problema della mancanza di simbolizzazione e di rappresentabilità dell'esperienza psicotica trovi una spiegazione con l'ipotesi che nel ritiro psichico, questa è la mia ipotesi, che precede l'esplosione psicotica, avvenga una trasformazione del funzionamento mentale che passa dallo psichico al sensoriale. Questo l'ho scritto in dettaglio nell'ultimo libro sulla psicosi, Svelare l'enigma della psicosi. La psicosi diventa clinicamente conclamata dopo un lungo periodo di ritiro psichico che comincia nell'infanzia. Il paziente, pur mantenendo un certo contatto con la realtà, vive in questo ritiro sensoriale, un mondo alternativo alla realtà in cui le capacità di pensiero e di intuizioni sono escluse, fino a risultare abolite. In questo ritiro la mente funziona come un organo sensoriale che impedisce lo sviluppo dell'apparato psichico e quindi anche della funzione intuitiva o percettiva inconsapevole, quella descritta per primo da Brentano. Questo isolamento sensoriale porta allo sviluppo dello stato delirante. Il paziente psicotico vede e sente, cioè il paziente psicotico non dice associo, non dice vedo, sento, sente delle cose, vedo delle cose, vede attraverso gli occhi della mente e sente attraverso le orecchie della mente. La realtà interna autocreata sensorialmente viene proiettata nel mondo esterno con una conseguente perdita della distinzione tra spazio esterno e spazio interno. Nello stato psicotico c'è una colonizzazione della parte sana da parte del funzionamento sensoriale. Questa trasformazione priva la psiche della sua capacità rappresentativa e riflessiva. Per questo motivo le allucinazioni e i deliri, che sono produzioni sensoriali, non possono essere esplorate nel modo in cui lo sono i sogni delle persone nevrotiche, che corrispondono alla rappresentazione psichica a carattere emotivo. Possiamo invece indagare le modalità con cui il paziente li crea. Freud aveva fatto una comparazione, una similitudine tra il sogno e l'allucinazione o il delirio. Il delirio è un'esperienza sensoriale. Il sogno è apparentemente sensoriale perché vediamo, sentiamo e così via, ma il sogno invece è un'attività creativa di pensiero e soprattutto emotiva. Ecco, qui farò un piccolo riferimento a Lacan. Io ho cercato di studiare Lacan con grande difficoltà e non l'ho capito, cioè posso leggerlo, ma capirlo a livello clinico non riesco a capirlo. Però c'è un concetto che mi ha colpito recentemente di Lacan che qui io utilizzo.
il concetto della forclusione del nome del padre. Nella terapia dei pazienti psicotici bisogna fronteggiare non solo la mancanza del pensiero simbolico, ma anche lo sviluppo delle realtà sensoriali percepite come reali, ossia la costruzione di un mondo alternativo che porta alle allucinazioni e ai deliri. Per esplorare questo aspetto farò riferimento al contributo di Jacques Lacan, in particolare alla sua concettualizzazione della forclusione del nome del padre. Il termine forclusione indica la cancellazione definitiva dalla mente di un evento o di un funzionamento psichico. Per esprimerci nel linguaggio lacaniano, la forclusione del nome del padre è un'alterazione del rapporto tra il soggetto e il linguaggio. Il nome del padre va inteso infatti come una funzione che collega il significante e il significato, in modo tale da rendere possibile la comunicazione psichica. La forclusione del nome del padre danneggia l'ordine simbolico, rendendo l'esperienza psichica non percepita e non simbolizzata. Le esperienze che non entrano nell'ordine simbolico assumono le caratteristiche del reale, sono percepite come provenienti dall'esterno perché mancano della controparte simbolica nel mondo interno. Veramente molto ingegnoso e intuitivo Lacan quando parla delle psicotici. A questo punto il vuoto nel mondo interno tende ad essere riempito da una proliferazione di immagini e fantasie che vengono a costituire il regno dell'immaginario. Si può affermare che il nome del padre abbia un carattere strutturante perché mette il bambino in rapporto con la realtà, questa è la funzione positiva, e protegge il suo sviluppo futuro. In sua assenza si perde la distinzione tra il mondo megalomane dell'immaginazione e il mondo della realtà psichica. Riferisco all'esempio di un ragazzo diciottenne che ho visto in supervisione, che pur vivendo in parte nel mondo di fantasia ha buoni risultati a scuola. Parla al terapeuta dei suoi viaggi, del suo abbandonarsi al mondo dell'immaginazione che risulta per lui più gratificante della realtà. Dice di avere un solo amico, Enrico, che incontra molto raramente. Il terapeuta gli domanda perché non chiama più spesso quest'amico per condividere del tempo con lui. Il paziente risponde che non è necessario, perché quando vuole lo evoca nella sua fantasia e trascorre con lui momenti molto appaganti. Perché dovrebbero chiamarlo per davvero? Faccio un piccolo collegamento col mondo di Internet. Perché io devo vivere la vita reale se posso vivere nel mondo di Internet? Argomento complesso. Un mio paziente psicotico, nel corso del suo miglioramento, ricordò che da piccolo si sentiva trionfante perché il suo ritiro in fantasia non veniva riconosciuto dai genitori. Era contento di ingannarli perché quando i genitori tornavano a casa di sera si compiacevano di vederlo tranquillo a dormire. Non capivano invece che lui aveva un luogo segreto in cui loro, i genitori, non avrebbero mai potuto raggiungerlo. Un altro paziente psicotico che ho avuto per molti anni in analisi soffriva di un delirio di persecuzione che era stato preceduto da uno stato di grandiosità. Nel corso del miglioramento era stato più volte analizzato lo stato mentale che lo portava verso l'ideazione delirante. Avevamo lavorato molto sul modo in cui la sua mente costruiva il mondo delirante, grandioso e persecutorio. Un giorno era venuto in seduta parlandomi dell'omicidio del giornalista Khashoggi, di cui era accusato il principe ereditario Mohammed bin Salman. Dopo avermene parlato e aver condannato l'omicidio, aveva avvertito un'angoscia delirante, cioè quasi un delirio, di persecuzione. Era diventato oggetto della vendetta dello stesso principe. Ascoltandolo mi chiedevo come facesse a credersi oggetto di odio da parte di un principe fisicamente lontanissimo da lui e appartenente a un ordine sociale di potere di gran lunga superiore. Mi aveva detto, paziente, che si era sentito in opposizione al principe, individuo moralmente condannabile, e da questo era originata la sua persecuzione.
Ecco, era evidente nella mia mente, così ho interpretato, che si era messo allo stesso livello del principe, lo aveva contestato come oppositore politico, era diventato il rappresentante della giustizia contro l'ingiustizia e pertanto era diventato oggetto di persecuzione. Però quello che mi ha colpito è il fatto che lui non avesse una sua differenza tra lui, normale cittadino come il sottoscritto, e invece il principe. La dinamica del... Franco, Sì, qualcuno dice che si sente poco, puoi aumentare? e più di così non so. Aspetta un attimo, più di così. Provo a parlare più forte ancora. La dinamica della costruzione di questo delirio iniziale può essere compresa se si pensa all'infanzia del paziente e al suo stato di onnipotenza infantile. Da piccolo si considerava un adulto rispetto ai suoi genitori, meritevoli di rimprovero. Ricorda che una volta da bambino, svegliato di notte da una loro discussione, era entrato nella loro camera e li aveva redarguiti, dicendo loro come avrebbero dovuto comportarsi. Era sicuro di aver eseguito bene il suo compito perché una volta tornato a letto si era reso conto che i genitori si erano tacitati. Evidentemente questo bambino era vissuto in un ritiro psichico onnipotente, in cui veniva negato la sua dipendenza dai genitori e anche la differenza, ecco, tra adulto e bambino. Si potrebbe dire che aveva forcluso il nome del padre e che pertanto non era più in grado di distinguere il suo mondo onnipotente dalla realtà. La mia ipotesi è che la forclusione del nome del padre sia il risultato della megalomania e dell'onnipotenza proveniente dal nucleo psicotico, creatosi nell'originario ritiro infantile. Questo paziente ha avuto un padre che lo aveva blandito nell'infanzia, considerandolo come un fratello, un adulto e non un bambino, e poi era stato assente nei momenti importanti della sua vita. Mutuata dal padre era la certezza di diventare celebre. Molti pazienti psicotici, da piccoli, da adolescenti, adulti, sono convinti di diventare celebri. La certezza di diventare celebri e su questa spinta il paziente, dotato di una certa creatività e intraprendenza, si era impegnato in ripetute iniziative che assumevano spesso il carattere di un delirio megalomane cui seguiva la persecuzione. Bene. Ogni volta che le sue iniziative megalomani fallivano, non apprendeva dall'esperienza, cambiava strada e si convinceva ancora una volta che sarebbe riuscito a essere celebre con ulteriori iniziative. Questo è il punto cruciale nella sua mente. Mancava il bisogno di una figura paterna anche nel transfert, figura paterna da cui poter imparare per sviluppare competenze realistiche. Si considerava un genio perché possedeva già tutte le conoscenze. Mi ricordo che quando l'ho visto per la prima volta ed era molto delirante, proprio psicotico, mi aveva anche molto preoccupato, quando mi pagava questo paziente metteva sempre un sacco di tempo. Io pensavo che fosse, siccome prendeva psicofarmaci, che fosse per questione appunto di impregnazione farmacologica o di angoscia. Dopo molti anni gli ricordai quanto lui era angosciato e che, perché metteva anche alcuni minuti per darmi un segno. Lui mi ha detto, guarda dottore, non ero angosciato. Pronto? Guardi dottore, non ero angosciato, è che quando diciamo Ah, non è dovevo bella. pagarla, Scusa un attimo, qualcuno ha l'audio acceso, per piacere lo spenga. ecco, volevo soltanto così fare un piccolo esempio della megalomania. Quando glielo dissi, ma guardi che forse era molto angosciato perché quando doveva pagarmi impiegava anche alcuni minuti, dissi, ma non era per questo, è che ogni volta che cercavo di porgere l'assegno, una voce mi diceva che era lei dottore che dovevo pagare, me, doveva pagare io, il dottore doveva pagare il paziente, perché lui come paziente era molto più intelligente di me. Quindi capite la megalomania, appunto, per anni e anni ne abbiamo lavorato su questo.
Allora, la mia convinzione sull'importanza del ritiro psichico-sensoriale nella genere della psicosi offre all'intuizione di Lacan una base clinica esplicativa della modalità con cui viene abolito il nome del padre, ossia il modo in cui alla mente simbolica si sostituisce quello onnipotente sensoriale. La nuova realtà sensoriale costituisce un rifugio in cui il paziente si ritira di fronte alle frustrazioni e alle privazioni della vita. Si tratta di un processo maligno che priva la psiche della sua capacità di funzionare come un organo del pensiero e la trasforma in una specie di teatro, uno schermo vivo e attivo capace di attrarre e di catturare completamente il paziente. Ecco, il ritiro psichico corrode la mente come un corso d'acqua che lambisce per anni una costruzione. Il processo di smantellamento è silenzioso, è lento e progressivo e si rende evidente solo nel momento in cui l'edificio crolla. Penso che anche la produzione delirante abbia origine dalla qualità sensoriale delle fantasie del ritiro. Quindi non si tratta di un processo secondario, come ipotizzato da Freud, nato per dare una parvenza di realtà all'io che ha ritirato il suo investimento dal mondo, ma di un processo primario, una struttura psicopatologica che si installa nella mente sin dall'infanzia e si sviluppa a spese della parte relazionale della personalità. Una volta avevo chiesto a questo paziente quale fosse il motivo delle sue frequenti ricadute nel delirio. Ho avuto questo paziente per circa 16-17 anni. Mi aveva risposto che si sentiva come un fiume le cui sponde si erano rotte, inondando completamente la pianura adiacente. Grazie alla terapia analitica gli argini erano stati ricostruiti, ma c'erano ancora canali in cui l'acqua del fiume continuava a scorrere. Aveva anche aggiunto che durante l'infanzia e l'adolescenza era stato ritirato troppo a lungo nel suo mondo fantastico e che le sue cadute deliranti avevano finito per essere quasi un'abitudine. Ecco, voglio ora presentare due sogni, poi mi avvio alla fine, che questo paziente ha portato nell'ultima parte dell'analisi, in cui era concentrato a comprendere le ragioni della sua malattia psicotica. Nel primo sogno doveva mettere d'accordo i democratici e i repubblicani negli Stati Uniti, che erano entrambi al governo, ma che continuavano a essere paralizzati dai loro conflitti. Nel sogno il paziente era a capotavola e parlava con loro per indurli a superare le difficoltà. Nel secondo sogno incontrava il Presidente della Repubblica e lo salutava rispettosamente. In risposta il Presidente gli faceva un largo sorriso come se lo conoscesse e avesse familiarità con lui, cosa che lo eccitava e lo rendeva felice. Raccontando questi sogni, il paziente aveva commentato che erano sogni psicotici. Io lo avevo corretto dicendogli che mi sembravano sogni della sua psicosi infantile, quando pensava di essere il genitore del padre e della madre e di doverli mettere d'accordo. Pensavamo entrambi che il secondo sogno riproducesse il suo legame con un genitore eccitante, così come era avvenuto nella prima infanzia quando era stato narcisisticamente sedotto dal padre. Il ritiro psichico nel suo caso era stato favorito dall'assenza mentale dei genitori accompagnata da un loro avallo narcisistico. Uno dei motivi per cui i pazienti psicotici non comprendono il linguaggio simbolico e travisano le interpretazioni dell'analista è che sono sempre in attesa di rivelazioni. Hanno sempre la percezione che qualcosa di misterioso e di nascosto si celi dietro la realtà e che prima o poi questa verità nascosta diventerà palese. Per loro le interpretazioni non sono una comunicazione tesa a svelare una verità psichica, inconscia, come nei pazienti nevrotici. Si tratta invece della rivelazione di una nuova realtà concreta, realmente esistente, spesso a carattere grandioso o persecutorio. Nel paziente psicotico, dunque, si tratta di favorire l'uso e la reintegrazione dei meccanismi propri al funzionamento nevrotico, quindi la rimazione, eccetera. Un concetto espresso già molti anni fa da Federn, quali la introiezione, la rimozione e l'apprendere dall'esperienza emotiva,
che sono alla base del funzionamento della vita emotiva inconscia e della coscienza di esistere. La sanità mentale dipende dalla possibilità di usare un apparato che funziona al di fuori della consapevolezza, in grado di contenere e mantenere vive le emozioni e di dare significato alla nostra esistenza. Molti pazienti la posseggono, o lo posseggono, o perlomeno hanno le condizioni per poterlo sviluppare, altri invece ne sembrano sprovvisti, completamente sprovvisti. Mi avvio alla fine con delle considerazioni finali. Va bene, sono 2 pagine. Dopo le utili e importanti controversie scientifiche che hanno caratterizzato lo sviluppo analitico sino ad alcuni decenni fa, il grande contributo alla nostra disciplina dato in particolare dal gruppo kleiniano Siegel, Rosenfeld, Meltzer e Bion, mi sembra, questa è la mia opinione, che lo sviluppo della psicanalisi, sia in campo teorico che clinico, abbia subito un progressivo rallentamento. Ci sono molte ragioni, ma una delle possibili ragioni è da ricercarsi a mio avviso nel fatto che negli ultimi decenni l'attenzione degli psicoanalisti si è allontanata dalla clinica, dalle sue difficoltà e dai suoi nodi irrisolti, per rivolgersi prevalentemente al funzionamento della mente dell'analista, alla reverie, per dirla più esplicitamente dell'analista, portando all'estremo e sovrastimando il potere terapeutico della comunicazione inconscia tra le 2 menti al lavoro, analista e paziente. Nei lavori del passato, le ragioni dell'efficacia terapeutica dell'analisi erano continuamente discusse, con lo scopo di mettere in luce gli elementi più significativi. Sembra invece che da alcuni decenni questo tipo di discussione sia scomparsa, come se nella comunità analitica il valore terapeutico dell'analisi fosse considerato un dato di fatto, non meritevole di ulteriori considerazioni. Sono scomparsi gli approfondimenti sulle indicazioni e le controindicazioni, o sulle modalità terapeutiche utili per le singole condizioni di sofferenza. Poche sono le discussioni sulle terapie non riuscite o interrotte. Raramente si pone la questione se quando la terapia analitica è stata inefficace, le cose sono andate male perché l'analista è venuto meno alla sua passione e curiosità, o invece se l'approccio clinico adottato si è rivelato poco idoneo a comprendere quei elementi che non funzionano come la teoria psicanalitica presuppone. Come ovvio, questo problema non è stato del tutto estraneo al pensiero analitico, ma si è presentato in modo chiaro in alcune occasioni. Ad esempio, nel congresso di LIPA di Londra del 75 dal titolo Changes in Analytic Practice and Experience, André Green, in conflitto con Anna Freud e con gli americani, affermò che gli analisti erano molto a disagio davanti alle richieste sempre più numerose di pazienti non nevrotici, dato che erano costretti a servirsi di una teoria basata su concetti utili per i nevrotici. La domanda che io pongo a questo punto è se, pur mantenendo integro il nostro patrimonio conoscitivo, non dovremmo allargare la nostra visione per entrare in contatto con mondi psichici che forse non possono incontrarsi con le premesse con cui è stata originariamente costruita la disciplina analitica. Per questo mi sembra che l'indagine analitica del futuro debba estendersi ai territori poco esplorati della psiche, cioè a quelle condizioni mentali che si situano al di là dei funzionamenti inconsci che già conosciamo. In questo lavoro ho cercato di introdurre alcune osservazioni sul funzionamento della mente psicotica, un argomento poco esplorato analiticamente e che rappresenta un campo nuovo con cui la psicanalisi del futuro dovrebbe misurarsi. Ci sono naturalmente ancora molti spazi aperti che riguardano i cosiddetti pazienti difficili, che dovrebbero entrare in una nuova dimensione conoscitiva. A questo punto, a questo scopo, sarebbe necessario sviluppare una metapsicologia che vada al di là
di quanto intuito da Freud, che fa perno sull'inconscio dinamico e sulla rimozione. Per me, la disciplina analitica è come un albero dotato di un fusto robusto, con radici profonde che lo alimentano, e una potenzialità sempre attiva di crescita, penso ai rami. Tutto quanto ci è stato tramandato da Freud e dalle menti più creative che l'hanno seguito appartiene alle radici dell'albero, ben piantate nella terra. I rami invece si protendono verso quanto di enigmatico e poco conosciuto caratterizza ancora la mente umana. Ecco, questo è un punto per me fondamentale. Occorre allargare il campo del già noto per scongiurare il pericolo che può correre la nostra disciplina, quello di restare prigioniero di se stessa. C'è una forte tendenza alla ripetitività nei nostri convegni, nelle nostre discussioni. Cioè si parla e si riparla del già noto. Vorrei concludere il mio contributo riprendendo quanto è stato appena accennato alla fine dell'articolato e profondo discorso fatto da Fernando Riolo sul metodo analitico del primo seminario, che tutti abbiamo veramente molto apprezzato. Il mio pensiero è che i modelli analitici che hanno contribuito a fondare la nostra conoscenza sulla complessità della psiche, cioè quelli freudiani, kleiniani, winnicottiani, bioniano, eccetera, ognuno dei quali potrebbe trovare applicazione nelle differenti situazioni cliniche, quello che ho detto la volta scorsa, e cioè i vari modelli analitici non dovrebbero aspirare a diventare teorie generali. Cioè, non sono riuscito a dirlo l'altra volta, lo dico adesso. Quando ciò avviene, le teorie finiscono per erigere mura non facilmente valicabili. Ecco, noi conosciamo solo una parte della psiche, mentre l'estensione della mente è potenzialmente infinita. La dinamica dei pensieri umani si estende non solo nell'ignoto, ma anche nell'inconoscibile e persino nell'impensabile. Per questo lo sviluppo della psicanalisi necessita di spazi sempre aperti verso il non conosciuto. Dobbiamo quindi essere grati, e finisco, a questa disciplina che chiamiamo psicanalisi, che ci mette di fronte a un intero campo ancora ignoto della vita psichica, gremito di enigmi e di misteri che ci fanno intravedere innumerevoli direzioni inesplorate di ricerca per la mente umana. Ho finito, grazie. Grazie a te, Franco. E decisamente hai chiarito il pensiero che avevi cercato di introdurre l'altra volta nel dibattito e che adesso si presenta in modo articolato, ovviamente suscitando ulteriori curiosità che adesso sicuramente il dibattito avrà interesse a sollevare.